La denuncia di un imprenditore che rischia il fallimento a causa dell'ostracismo di un gruppo di potere politico e imprenditoriale attivo a Licata è la molla scatenante dell'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Agrigento, coordinata dalla Procura della Repubblica, procuratore capo Giovanni Di Leo e sostituto Rita Barbieri, che ha scoperchiato un pentolone ribollente che ha portato dritto all'ex assessore all'energia Di Mauro, oggi indagato dagli inquirenti come riferimento di assoluto di rilevanti vicende imprenditoriali legate alla realizzazione di opere pubbliche sul territorio della provincia di Agrigento e non solo, secondo quanto scrive il giornale Grandangolo di Franco Cassaldo, che afferma, fermo restando la presunzione di innocenza che riguarda tutte le persone coinvolte in questa delicatissima inchiesta giudiziaria, la vicenda, per come ricostruita dagli investigatori, sarebbe andata così: l'imprenditore a rischio di fallimento mette nero su bianco che a Licata esiste un gruppo politico imprenditoriale che condiziona il libero mercato delle forniture, penalizzando alcune e favorendone altre. L'uomo, stremato e sull'orlo del fallimento perché privo di commesse, indica nel sindaco di Licata, Angelo Balsamo, i consiglieri comunali e imprenditori vari indagati, gli autori di Telecondotta, racconta tutto al capo della squadra mobile di Agrigento, Vincenzo Perta, che immediatamente informa il procuratore della Repubblica Di Leo. Scatta a quel punto l'indagine tesa a verificare la veridicità delle accuse mosse e cominciano così le intercettazioni. In brevissimo tempo viene fuori il nome dell'architetto Sebastiano Alesci, superburocrate licatese, già arrestato e attualmente detenuto perché ritenuto al centro di diversi episodi di corruzione finalizzati all'ottenimento di appalti. L'ex assessore all'energia viene così intercettato in ogni forma, trojan, telecamere, cimici. L'onorevole Di Mauro diventa il protagonista di un set cinematografico a cielo aperto, attivo 24 ore su 24, e viene registrato così in tempo reale quando incontra persone in un albergo presso l'hotel di Porto Empedocle o nella zona dello Stadio del Seneto in piazzale Ugo La Malfa, e ancora quando partecipa ad importanti riunioni come quella avvenuta a inizio di quest'anno nella sede dell'AICA. Chi entra in contatto con il parlamentare regionale agrigentino finisce a sua volta sotto intercettazione. Vengono registrati colloqui interessanti, si parla tra le altre cose della volontà di costruire una condotta idrica di adduzione che dal bacino della diga San Giovanni di Naro arrivasse fino a Licata al fine di combattere la cronica carenza idrica. Si parla anche, i poliziotti annotano, di 10 milioni di euro destinati come prima tranche di anticipazione per le opere di rifacimento della rete idrica del comune di Agrigento e altri lavori a Ravanusa.